buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Messina, il dolore non si ferma, estratto dalle macerie il corpo di Sara Leone, è la quarta vittima del crollo della palazzina. Le ricerche continuano senza sosta per trovare gli ultimi 2 dispersi. Tentato duplice omicidio nelle campagne di Riesi. Un uomo e una donna gravemente feriti a colpi di pistola e caccia al compagno della quarantenne. Gli investigatori seguono la pista passionale escludendo quella mafiosa. Spettatori del Cinema King di Palermo si sentono male durante la proiezione di Spider-Man. Evacuata la sala, a creare il caos forse uno spray urticante spruzzato per scherzo sul posto. Carabinieri, vigili del fuoco, sanitari del 118. Catania evade dai domiciliari ma viene beccato. A casa droga e mini cellulari. Secondo gli investigatori il materiale sequestrato era destinato a soggetti detenuti. Il giovane pusher arrestato per spaccio ed evasione. Catania, madre e figlia in ospedale dopo una furibonda lite. L'ex della ragazza evade per andarla a trovare in ospedale ma era ai domiciliari proprio perché aveva picchiato la giovane. Notti tropicali e caldo africano non mollano la presa sulla Sicilia. Catania-Palermo sotto il bollino rosso con temperature percepite fino a 38 gradi. L'AFA accompagnerà l'isola ancora fino a Ferragosto dopo una possibile svolta. Calcio, anche quest'anno il Catania in chiaro su Telecolor. Saranno 9 le gare dei rossazzurri trasmesse in diretta. A Norcia intanto il gruppo di Longo prepara l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Vicenza in programma sabato. Serie B, tournée di agosto in Australia per il Palermo. Nella terra dei canguri in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus sul mercato pressing di Di Nardo del Pescara. È stata recuperata tra le macerie la quarta vittima del crollo della palazzina di Messina, mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 2 dispersi. L'inchiesta entra nel vivo con gli interrogatori dei primi indagati. Roberta Lunghi. È stato trovato il quarto corpo tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Si tratta di Sara Leone, sorella di Carmelo e Rosa, già recuperati senza vita nei giorni scorsi. Restano ora 2 dispersi da ritrovare per i vigili del fuoco. Non ci sono soste nelle operazioni di ricerca sotto le macerie, in un lavoro che si è rivelato ancora più complesso del previsto. Rispetto alla probabilità di posizionamento che abbiamo ricostruito c'è una differenza che comporta ovviamente la continuazione delle operazioni di scavo. Sul fronte dell'inchiesta si è avvalso della facoltà di non rispondere l'ingegnere 72enne Pietro Leone, progettista dell'edificio crollato, indagato per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Si è concluso invece l'interrogatorio dell'imprenditore Alessandro Panarello, che aveva preso in affitto dalla famiglia Leone i locali del supermercato al piano terra dell'edificio e che, secondo gli inquirenti, è il committente dei lavori eseguiti dalla ditta di Pasquale Dalì. Al termine dell'interrogatorio il suo difensore ha riferito che Panarello ha esposto la sua ricostruzione dei fatti e si è detto completamente estraneo alla vicenda, oltre che sereno. L'interrogatorio di Dalì, titolare dell'impresa che stava eseguendo i lavori, è stato invece rinviato a mercoledì, poiché l'imprenditore edile, ferito nel crollo, è ancora ricoverato in ospedale. Intanto il capo del Genio Civile di Messina, Santi Trovato, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato: nei nostri uffici non ci sono autorizzazioni in corso per il 2024, 25 e 26 riguardo i lavori nello stabile crollato lo scorso giovedì. Ha poi rammentato che ogni intervento strutturale deve essere sempre autorizzato. Sangue nelle campagne di Riesi, nel Nisseno. Un uomo e una donna sono stati centrati in testa con alcuni colpi di pistola e caccia al presunto killer, forse il compagno di lei. I 2 sono ricoverati in gravi condizioni. Si segue la pista legata a dissidi personali. Sentiamo il servizio di Rita Cinardi. Un possibile movente passionale, un uomo ricercato e 2 persone che, nonostante le gravissime ferite riportate, sono riuscite a chiedere aiuto. Sono questi gli elementi al centro delle indagini dei carabinieri sulla sparatoria avvenuta nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Secondo quanto emerge dagli ambienti investigativi, i sospetti si concentrano su un uomo che avrebbe avuto una relazione sentimentale con la donna ferita, una circostanza che però i carabinieri non confermano ufficialmente, mentre sul movente mantengono il massimo riservo. L'unica pista esclusa al momento
momento è quella riconducibile alla mafia o alla criminalità organizzata. Entrambi i feriti, secondo quanto si apprende, avrebbero precedenti in materia di stupefacenti, un elemento acquisito dagli investigatori che allo Stato non viene tuttavia ritenuto collegato alla sparatoria. A rimanere gravemente feriti sono stati un 58enne e una 40enne, entrambi raggiunti da colpi di pistola alla testa e al collo. A chiamare il 112 e successivamente a raggiungere con propri mezzi l'ospedale di Mazzarino sono stati gli stessi feriti. Da lì è scattata la macchina dei soccorsi. La donna è stata trasferita nell'isoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta, mentre l'uomo è stato trasportato al Cannizzaro di Catania. Intanto i carabinieri stanno ascoltando numerosi testimoni come persone informate sui fatti e proseguono senza sosta la caccia all'uomo ritenuto il principale sospettato, nel tentativo di fare piena luce su una vicenda ancora avvolta da molti interrogativi. Notte di paura al King di Palermo. Qualcuno, forse per scherzo, ha spruzzato spray urticante durante la proiezione del film Spider-Man evacuato il cinema. I dettagli da Marco Gullà. A quanto pare in una delle aree del cinema, in una sala, è stata gettata una sostanza tossica e ci hanno fatto evacuare a tutti. Forse uno spray urticante al peperoncino spruzzato per gioco, che però si è immediatamente diffuso nella sala dove era in corso la proiezione del film Spider-Man. Momenti di panico ieri sera al Cinema King in via Ausonia a Palermo, dove alcuni spettatori hanno iniziato a tossire e a sentire l'aria irrespirabile facendo scattare l'allarme. A quel punto i gestori hanno attivato il piano di evacuazione facendo uscire il pubblico dal cinema e chiamando i soccorsi. C'è un ragazzo qui che si sente male. Cioè ragazzi, allucinante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Per tutta la notte sono andati avanti gli accertamenti dei vigili del fuoco insieme ai tecnici del nucleo NBCR per ricostruire quanto accaduto e accertare la natura della sostanza che ha invaso la sala rendendo l'aria irrespirabile. Si presuppone che c'era nell'aria una cosa tossica. Catania, droga dello stupro e mini smartphone forse destinati ai detenuti in casa. Giovane pusher arrestato per spaccio ed evasione dai domiciliari. È stato sequestrato un ingente quantitativo di pericolosi stupefacenti. Tonino De Mano. Doveva essere ristretto ai domiciliari ed invece era in giro insieme ad un amico mentre percorreva in scooter la via Balatelle. Un 21enne catanese noto alle forze dell'ordine è stato arrestato perché trovato in possesso di marijuana, hashish e droghe sintetiche. Il giovane ha subito ammesso di essere evaso dai domiciliari, ma il successivo controllo nell'abitazione di via Orsa Minore ha aggravato la sua posizione. In una cassettiera, personale del commissariato di Inesima e della squadra cinofili ha trovato 160 grammi di marijuana e 7 mini smartphone avvolti in una pellicola trasparente unitamente ad un panetto di hashish. Secondo gli investigatori il materiale sequestrato era probabilmente destinato a soggetti detenuti e il fiuto del cane di droga Rex ha permesso di trovare in un sottoscala uno zaino strapieno di stupefacenti e droghe sintetiche, tra cui chetamina e pillole della temuta droga dello stupro, che può causare stati allucinogeni, effetti dissociativi, alterazioni della percezione e persino stati di sedazione. Il giovane, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Una ventenne catanese picchia la madre ed entrambe finiscono in ospedale. La sera prima la ragazza era stata aggredita dall'ex. Orazio Longo. Il contesto è quello di una furibonda lite in famiglia per futili motivi, con una figlia ventenne che aggredisce la mamma 54enne, provocandole diverse ferite guaribili in 20 giorni. Lesioni anche per la figlia. Il fatto succede a San Giovanni La Punta nel Catanese. Devono intervenire i carabinieri, allertati da una richiesta di intervento per riportare la calma. Giunti sul posto hanno infatti messo in sicurezza la situazione richiedendo l'intervento del personale sanitario del 118. Personale che ha trasportato le due donne in due diversi ospedali del capoluogo etneo. Ma è al pronto soccorso dell'ospedale San Marco che questa vicenda assume tratti singolari. Nel nosocomio infatti viene trasportata la ventenne e lì poco dopo si presenta il suo ex fidanzato per avere sue notizie. Nonostante il giovane avesse fornito false generalità per cercare di eludere i controlli, viene ugualmente riconosciuto dai militari del nucleo radiomobile di Catania che lo arrestano per evasione.
Evasione perché dalla sera precedente l'uomo era stato posto ai domiciliari perché ritenuto responsabile di gravi lesioni per avere picchiato proprio la sua ex ragazza. Non un'altra, ma quella stessa che era andato a trovare in ospedale e che era stata la protagonista della lite in famiglia a San Giovanni La Punta. Dopo gli accertamenti, la ventenne è stata denunciata per avere picchiato la madre, mentre per l'ex fidanzato è stato disposto l'accompagnamento in carcere. Notti tropicali e caldo africano non mollano la presa sulla Sicilia. Catania e Palermo sono da bollino rosso con temperature percepite fino a 38 gradi. L'AFA accompagnerà l'isola ancora fino a Ferragosto, dopo forse una possibile svolta. Roberta Lunghi. È Catania la città record per le notti tropicali, un fenomeno che sta cambiando il volto del clima nell'area etnea, un tempo caratterizzato da una forte escursione termica tra il giorno e la notte, mentre oggi, anche nelle ore serali, l'AFA fatica a lasciare spazio al fresco. A pesare soprattutto il mare, con temperature superficiali molto elevate che continuano a rilasciare calore e umidità, rendendo difficile il raffrescamento notturno. Il tutto mentre la Sicilia è alle prese con l'ennesima forte ondata di calore. La Protezione Civile regionale ha diramato il bollino rosso per Catania e Palermo, il livello massimo di allerta per le ondate di calore con temperature percepite elevate e condizioni di disagio per l'intera popolazione. Ma quanto durerà? I modelli matematici proiettano questa ondata di calore fino alla settimana di Ferragosto, quindi questo caldo durerà ancora fino al periodo di Ferragosto, anche se sarà intervallato da qualche isolato sporadico temporale di calore che interesserà le aree interne montuose dell'isola durante le ore centrali del giorno. Per un vero cambiamento probabilmente dovremmo attendere fino a dopo Ferragosto, ma ovviamente si tratta solo di una linea di tendenza, ma probabilmente non prima di Ferragosto avremo un vero e proprio ricambio di masse d'aria. Per Palermo e Catania la temperatura percepita potrà arrivare a 38 gradi, meno caldo a Messina, dove è previsto bollino giallo. Alta infine l'attenzione sul fronte incendi. Per tutta l'isola è stata diramata la preallerta arancione. A Gela andrà avanti il presidio con gli uffici istituzionali del comune trasferiti davanti all'ospedale Vittorio Emanuele. Il sindaco di Stefano, preso atto degli impegni oggi assunti dall'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, che ha garantito anche la realizzazione del nuovo ospedale, ha annunciato che andrà avanti finché non arriveranno nuovi medici e nuovo personale. Un sit-in in piazza Politeama, nel centro di Palermo, a 19 anni dalla scomparsa degli imprenditori in Majorana, per chiedere verità e giustizia per una vicenda ancora senza spiegazioni. Maglio Viola. Il 3 agosto del 2007 l'imprenditore Antonio Majorana spariva nel nulla a Palermo insieme al figlio Stefano di appena 22 anni. La mattina di quel giorno i due si allontanarono da un cantiere di Isola delle Femmine, lasciando detto che sarebbero tornati dopo mezz'ora, ma di loro non si sarebbero trovate più tracce, ad eccezione dell'auto chiusa in ordine parcheggiata a bordo strada. A 19 anni esatti dalla scomparsa, la fondazione intestata ai due ha inscenato un sit-in in piazza Politeama a Palermo per chiedere verità e giustizia sull'accaduto. Rossella Accardo è l'ex moglie dell'imprenditore e madre di Stefano, che negli anni ha dovuto affrontare anche il suicidio dell'altro figlio, Marco. Io ogni giorno cammino sui carboni accesi, una graticola costantemente che lambisce ancora prima che il mio corpo, la mia anima. E qui parliamo davvero di una violenza che viene reiterata nei miei confronti. Intorno alla scomparsa si annida un vero e proprio giallo. Le indagini si sono concentrate sulla pista di un ricatto sessuale posto in essere da Majorana, che avrebbe usato un video compromettente per ottenere da un altro imprenditore la cessione delle quote di una società. In base a queste ipotesi gli investigatori indagarono per un presunto duplice omicidio attraverso lupara bianca, ma nessuna prova dirimente è mai stata trovata. Sullo sfondo storie di borghesia paramafiosa che sfiorano i vertici del potere politico di quei tempi, incrociando anche la latitanza di Matteo Messina Denaro. Dietro questa sparizione c'è la volontà di qualcuno, questo qualcuno ha curato la regia, chi blocca tutta la verità, altro non è che coloro che sono stati oggetto di ricatto. E chi sono?
Sicuramente figure altisonanti, sicuramente figure legate all'ambito imprenditoriale in senso lato. Per anni le indagini sarebbero state depistate attraverso falsi avvistamenti in Spagna, ma oggi vige la convinzione del duplice omicidio. Per questo la famiglia e la fondazione tornano a chiedere la riapertura delle indagini. La bancarotta della Coop Airone, la procura di Marsala chiede 5 rinvii a giudizio, tra gli imputati anche un ex consigliere comunale e provinciale Giovanni Ferracane. Per la bancarotta fraudolenta la procura di Marsala appunto ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 persone che in diverse epoche tra il 2010 e il 2020 hanno amministrato la cooperativa sociale Airone che operava nel settore delle mense scolastiche. Il processo è stato chiesto appunto per Giovanni Ferracane, 70 anni, di Marsala, ex consigliere provinciale e comunale dei DS, che fu presidente del CDA della cooperativa dall'aprile del 2018 al giugno 2020. Cambiamo adesso argomento, perché ha lasciato la Sicilia con uno zaino sulle spalle per raggiungere Santiago de Compostela a piedi. Dopo 138 giorni il ragazzo di Scicli, Antonio Giannone, ha completato il suo cammino, raccontando ogni passo sui social e portando migliaia di persone dentro il suo viaggio, che ci racconta Veronica Barbarino. Mollo tutto, prendo lo zaino e inizio a camminare. Sogno questo momento da anni, sono mesi che mi alleno e adesso sta per diventare tutto vero. E così è stato. 138 giorni, 3.824 chilometri a piedi, migliaia di incontri. Partito il 16 marzo da Scicli, Antonio Giannone ha raggiunto Santiago de Compostela. Notti in tenda, fatica, paesaggi attraversati, incontri ed emozioni. Tutto raccontato sui social come un video diario quotidiano, dove una comunità enorme di persone, grazie alle sue immagini, ha potuto sentirsi parte di quella strada. E per ogni giorno anonimo ce n'è un altro come questo, ad esempio, in cui sono ospitato da una signora dolcissima che mi accoglie in casa sua come mi conoscesse da sempre. Poi l'arrivo davanti alla cattedrale di Santiago e il tocco della conchiglia posta nella piazza, emblema dei pellegrini diretti alla tomba dell'apostolo Giacomo. Arrivare a Santiago è stata un'emozione straordinaria, soprattutto perché quando sono partito non avevo nessuna certezza che sarei riuscito in questa impresa, che sarei riuscito ad arrivare alla fine. Quindi quando sono entrato in quella piazza ho visto di nuovo passare davanti ai miei occhi tutto quello che è successo in questi mesi. Ma prima di ritornare a casa, un'ultima tappa lo attende. Adesso, come si può notare, sono ancora in cammino nei boschi della Galizia perché il viaggio non è finito, ma sono diretto a Finisterre per concludere in bellezza questo viaggio con l'ultimo tramonto sull'oceano alla fine della terra. Il viaggio di Antonio è giunto quindi al termine, ma quello che ha raccontato resterà negli occhi di chi, anche da lontano, ha camminato con lui. La musica adesso, la musica dell'estate, perché Fred De Palma, che è protagonista delle hit estive del 2026, ma non solo, anche di quelle degli anni passati, ha infiammato la piazza di Solarino nel siracusano. Aloi. Le mani al cielo mentre si balla una delle hit di questa estate. Fred De Palma in concerto a Solarino nel siracusano, con la sua musica riesce a fare dimenticare il caldo. Un'ora di canzoni tra reggaeton e rap che fanno impazzire soprattutto la generazione Z, anche se tra il pubblico non ci sono soltanto giovani. Non c'è estate senza un suo tormentone. Una volta uscito il brano, diventa subito popolare. Ai concerti, qualsiasi sia la piazza, da nord a sud, il divertimento è sempre assicurato. Dopo le piazze dell'estate, a ottobre sarà il Fabric di Milano. Una data che i suoi fan hanno già segnato sul calendario. E poi c'è da aspettarsi tanta nuova musica e chissà, forse anche un ritorno a Sanremo.
Tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio a Norcia. Il Catania prepara l'esordio in Coppa Italia contro il Vicenza. Le emozioni rossazzurre anche quest'anno si vivranno su Telecolor, che si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto dirette sul digitale terrestre della squadra di Pelligra. 9 le trasferte in chiaro e gratis per gli appassionati, come ci racconta Tonino De Mana. All'insegna del rosso-azzurro, a fianco del Catania e per il Catania. Per la terza stagione consecutiva Telecolor si è aggiudicata i diritti esclusivi del pacchetto diretta in chiaro sul digitale terrestre della squadra di Ross Pelligra. Saranno ben 9 le trasferte che i telespettatori potranno seguire gratis in chiaro sul territorio regionale. Telecolor sarà sul campo come sempre, garantendo la copertura multimediale di ogni singolo evento, ricca di contenuti esclusivi e pienamente declinata tra televisione, web e social. L'aggiudicazione dei diritti fa il paio con una ricorrenza speciale, i 40 anni di Diretta Stadio. Per onorare la 40ª stagione, alla quale verrà dedicato anche un logo speciale, sono previste una sigla rivisitata e una nuova veste grafica. Il primo appuntamento è fissato per domenica 23 agosto. Confermatissime anche le altre produzioni settimanali, anteprima corner, le telecronache indifferite e preview. Intanto il Catania corre e cresce a Norcia, rinfrancato anche dal positivo test contro il Ravenna, vinto per 3-2 al termine di una gara che ha dato ottimi spunti a Mister Longo. Al di là del risultato, le vittorie fanno sempre bene. La squadra etnea sta intensificando la preparazione in vista dell'esordio ufficiale che avverrà sabato 8 agosto alle 20 contro il Vicenza per il turno preliminare di Coppa Italia. Si giocherà al Menti, con la possibilità per i tifosi rossazzurri non residenti a Catania e provincia, possessori della tessera di fidelizzazione, di essere presenti sugli spalti. I tagliandi a disposizione nel settore ospiti sono 600. Il Palermo invece è in volo verso l'Australia per la tournée di agosto. In programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus sul mercato pressing per Di Nardo del Pescara. Marco Gulà. Check-in fatto, il Palermo in volo verso l'Australia, precisamente a Perth. L'arrivo nella capitale del Western Australia è previsto nella serata di domani. La squadra svolgerà gli allenamenti al Dorian Gardens con la prima seduta in programma nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto. A Perth i rosanero disputeranno 2 gare amichevoli. La prima è in calendario venerdì 7 agosto alle ore 19 locali, le 13 in Italia, contro il Melbourne City nella seconda edizione dell'Anglo Palermitan Trophy. La seconda si giocherà martedì 11 agosto alle ore 18 locali, le 12 in Italia, contro la Juventus nell'ambito del prestigioso Festival Calcio Italiano. In sede di calciomercato la dirigenza è a lavoro sulle cessioni di Brunori, Blen, Diachité e Buttaro per liberare spazio ai nuovi innesti, mentre per gli acquisti si cerca con costanza l'esterno offensivo di destra. Per l'attacco un'eventuale cessione di Eleudaron potrebbe aprire le porte all'ingaggio di un nuovo centravanti che potrebbe essere Antonio Di Nardo, punta classe 1998 che l'anno scorso al Pescara ha segnato 14 gol. Il club rosanero sarebbe in forte pressing. L'affare invece Camatè dell'Inter Under 23 si è complicato e sullo sfondo resta Rui Modesto, tornato all'Udinese dopo la proficua parentesi nella scorsa stagione. Ancora una pausa, torniamo tra pochissimo. Bene, non ci sono ulteriori aggiornamenti per questa edizione di TG Sicilia. È tutto. Da parte mia, dei tecnici dello studio, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.